E poi ce n'è un terzo compito. Oggi qui hanno parlato da questo palco compagni greci, compagni francesi, parlerà adesso una compagna del Partito Comunista Portoghese, ci saranno i messaggi della Link e di Izquierda Unida. Noi stiamo lavorando a costruire una sinistra europea, perché questa è una crisi mondiale, non se ne esce paese per paese, non ci rinchiuderanno. Non è vero che c'è qualcuno che è per l'Europa e qualcuno che è chiuso in casa sua. C'è qualcuno che è per l'Europa dei banchieri e dei padroni e c'è qualcuno che è per l'Europa dei popoli, dei lavoratori, dei cittadini, dei disoccupati, e noi stiamo costruendo questa Europa. Facciamola insieme. E da ultimo, un'ultima cosa. Adesso avremo nelle prossime settimane la battaglia sull'articolo 18. La battaglia sull'articolo 18 non è persa. Noi dobbiamo continuare la mobilitazione in tutte le città. La faremo davanti al Parlamento quando arriveranno a votare. E diremo ai compagni e alle compagne del PD: ma 10 anni fa eravamo insieme in piazza a difendere l'articolo 18, ma questo va fatto vivere nel Paese, bisogna costruire nel Paese una tensione su questo. E poi dobbiamo fare le cose che diceva Pierre Laurent, una mobilitazione europea per costruire una banca pubblica, per far sì che ci sia un intervento pubblico in economia a favore dei popoli, dei lavoratori, e dobbiamo mobilitarci contro il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact è una guerra dei padroni e delle banche contro la società, è un disastro, dobbiamo costruire la mobilitazione. E allora questo dobbiamo fare. Quando tornate a casa domani sappiatelo, noi abbiamo questo compito storico, costruire l'opposizione di sinistra alle politiche di Monti. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare partendo da noi, lo dobbiamo fare costruendo l'unità della sinistra. Mi raccomando, da domani si ricominciamo tutti assieme. Sempre viva il comunismo! Allora, adesso parlerà Ines Zuber, esponente, eurodeputata, ma soprattutto esponente del Partito Comunista Portoghese. Qui. I reni non mi reggono più. Queridos camaradas, queridos companheiros, queridos amigos, trago aqui uma forte saudação do Partido Comunista Português. E trago também uma forte saudação do Grupo Unitário de Esquerda, Esquerda Verde Nórdica do Parlamento Europeu. É com imensa emoção que me dirijo a vocês nesta grande manifestação da vontade popular, da vontade do povo italiano em lutar pelos seus direitos, em escolher os destinos do seu país, em recusar submeter-se aos interesses das grandes potências e dos grandes grupos económicos e financeiros. Cari compagni e cari compagne, vi porto il forte saluto del Partito Comunista Portoghese e del gruppo della Sinistra Unita contro il popolo portoghese. Hanno imposto il congelamento e il taglio dei salari, il taglio delle indennità di anzianità, delle tredicesime e delle quattordicesime, hanno tolto le vacanze di Natale, il prezzo del trasporto pubblico alle stelle, l'aumento delle tasse e la riduzione del sostegno sociale, la privatizzazione di aziende pubbliche come quelle dell'energia elettrica, la chiusura di servizi. E per finire hanno approvato leggi sul lavoro